La terza corsa, uno confronto riservato ai gentleman, vede al via 9 soggetti, 1 Cefalo Jet, 2 Coschive, 3 Dinatà, 4 Cedro Bro, 5 Princess Caviar, 6 Dell'Alba, in seconda linea 7 Colorado Spring, 8 Claire di Iesi, 9 Ipsos Direpet. Favori per Ipsos Direpet e per Dell'Alba, i due nettamente più giocati, ma anche Coschive è piuttosto seguito. Partenza valida con subito in vantaggio Princess Caviar, hanno sbagliato almeno in 3, continua a sbagliare Cefalo Jet, e così ne approfitta Princess Caviar per andare a condurre in poche battute. Numero 1 Cefalo Jet confronti di Dell'Alba che va in seconda posizione e di Ipsos Direpet che è in terza, quindi i due più attesi subito seconda e terza posizione, con al comando invece Princess Caviar che ha colto ottima partenza, ma diversi della prima fila erano già di galoppo, e quindi vediamo i primi 400 metri di gara in 31,4. Sposta all'esterno Dell'Alba, va invece all'interno Ipsos Direpet, no, anzi al largo anche Ipsos Direpet in corda e Dinatà in seconda posizione, mentre Princess Caviar completa i primi 600 metri in un tranquillo 47,7. Ora Dell'Alba va ad apparigliare l'avversario, si trascina Ipsos Direpet e anche Coschive, dopo l'incertezza iniziale, risale in terza pariglia. Tanto se ne va il primo chilometro con in vantaggio Princess Caviar 1,19,4, all'esterno insiste Dell'Alba, poi lo scatto di Ipsos Direpet in terza corsia che sospinge Dell'Alba sul battistrada. Dell'Alba passa a condurre, ma c'è Ipsos Direpet che arriva al suo esterno. I due più attesi si staccano in lotta a 350 dall'arrivo, con Dell'Alba alla corda, Ipsos Direpet per corsie esterne. Poi anche Dinatà che cerca di intervenire, retta d'arrivo con Dell'Alba che prova a svincolarsi da Ipsos Direpet. Dell'Alba, Ipsos Direpet che prova l'ultimo assalto, Dell'Alba si difende, Dell'Alba sul traguardo riesce a controllare e a vincere, mentre per il terzo è Coschive che ha ragione degli avversari, 1,17,1, e Dell'Alba e Giuliano Selva, proprietario, vincono questa corsa riservata ai gentleman. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo molto vibrante fra i due più attesi Dell'Alba e Ipsos Direpet, con Dell'Alba che ha anticipato tutta strada Ipsos Direpet e sul traguardo lo precede in una lunghezza. Il successo dunque per l'allieva di Ettore Vairani al training, Giuliano Selva alla proprietà e in salchi.